Beh, diciamo che sonni tranquilli non se ne possono fare quando c'è una previsione importante. Allerta arancione e rossa nel Vicentino, poi a confluire anche in quel che è il bacino idrografico del Padovano e Veronese. Però insomma la sala operativa aperta, possiamo anche oggi dire che abbiamo aperto dei bacini che non esistevano, abbiamo realizzato noi e questo ci fa ben sperare. Insomma. Nel 2010 con la grande alluvione noi ci siamo resi conto che oltre a non avere modelli previsionali super, diciamo, precisi, non avevamo da 80 anni opere idrauliche importanti. Oggi possiamo dire che anche in questo caso si apre la Colomberetta, l'Oro, lo Monzon dei Sassi, abbiamo un sacco di bacini a disposizione. Ad esempio abbiamo aperto nell'ultima, diciamo, ondata di maltempo Caldogno, altro bacino che abbiamo realizzato da 3 milioni di metri cubi. Diciamo che non basta ma aiuta, nel senso che questo permette a grandi città, a grandi territori di non andare sott'acqua, almeno in una fase nella quale i bacini tengono, diciamo, l'ondata di piede. Ne stiamo facendo ancora perché di 23 bacini abbiamo già realizzati 13, abbiamo altri 10 in cantiere, penso che questo sia la base, dopodiché stiamo parlando di eventi atmosferici che a volte possono essere veramente tragici. Vi ricordo Vaia, chi avrebbe mai ipotizzato una roba del genere?